ore 21. Allacciatevi le cinture. Si parte. Buon ascolto. Eccoci qua, quarta puntata del Giro del Mondo. Un attimo, non ti si sente, adesso ti si sente e devi abbassare, devi metterti le cuffie, caro, perché c'è un ritorno. Benvenuti a tutti quanti. Oggi abbiamo la mongolfiera che è piena e quindi traballiamo un po'. Comunque, dicevo, quarta puntata, Giro del Mondo in 80 minuti, potremmo anche dirlo, no? Visto che dura un'ora e 20. Con la nostra mongolfiera giriamo dappertutto, andiamo col primo brano, Vicoli e strade, di Andrea Lupi, che abbiamo sentito, che era stato ospite la scorsa settimana scorsa, esatto, bravissimo, di Roma. Vai Lupi. Se torno indietro non è rimasto poi un granché, una luce verde al di là del porto che non illumina niente, no, neanche un deserto di notte, ma resta lì senza che si possa spegnere. Sembra quasi provare a guidare una zattera alla deriva, ma senza darle un'indicazione e non potendola fermare. Se dovessi incontrarti in 1.000.000 di vicoli e strade, non so neanche se ti riconoscerei. Milioni di spazi vuoti lasciati lì proprio da te, come ghiaccio sulle mani, aspettando che si sciolga insieme a te. La benzina sta finendo, nella testa pure nel serbatoio, una serie di metafore miste a realtà. Raggiungerei quella luce verde, ma forse è solo un'illusione. Più mi avvicino, più sono lontano, come fosse un gioco, un miraggio. Sembra quasi provare a guidare una zattera alla deriva, ma senza darle un'indicazione e non potendola fermare. Incontrarti in 1.000.000 di vicoli e strade, non so neanche se ti riconoscerei. Milioni di spazi vuoti lasciati lì proprio da te, come ghiaccio sulle mani, aspettando che si sciolga insieme a te. Come il fumo di Londra, ci sei e non ci sei, come un pendolare fuori dall'alba che perde il treno e torna a mezzanotte. Una presenza non proprio costante, è una stessa divisa a metà.
milione di vicoli e strade, non so neanche se ti riconoscerei. Milioni di spazi vuoti, lasciati lì proprio da te, come ghiaccio sulle mani, aspettando che si sciolga insieme a te. Aspettando che si sciolga come te. Bene, finito Vicoli e Strade di Andrea Lupi. Allora, nella nostra mongolfiera chi c'è come prima ospite, Allora, Rossella? abbiamo fatto un veloce svolazzo a Lodi dove troviamo la dottoressa Claudia Popolillo, che è una psicologa sessuologa. E noi l'abbiamo benvenuta. Grazie per l'invito. E noi l'abbiamo chiamata per parlare di adolescenti e educazione sessuale. È più o meno da quando andavo a scuola io, circa 3-4 secoli fa, che si parla di educazione sessuale nelle scuole e della necessità comunque di fare educazione sessuale agli adolescenti. E adesso ci facciamo raccontare da Claudia se le cose sono un po' migliorate e perché è importante. E perché ricordiamo che è ancora un tabù, dai, su. Sì. Diciamo che ci sono degli istituti superiori dove alcune associazioni, grazie anche ai finanziamenti europei, riescono a proporre alle scuole questo tipo di percorsi, che di solito si instaurano in un modo molto interattivo con i ragazzi, cioè hanno la possibilità in ciascuna classe di fare delle domande specifiche sulla sessualità a un esperto, che di solito è un psicologo sessuologo, che può portare loro delle informazioni corrette rispetto alla sessualità. E le curiosità che hanno i ragazzi sono abbastanza ordinarie di fatto, però c'è da dire che nel bene e nel male, avendo questi strumenti a disposizione come internet, i video, eccetera, alle volte hanno anche una visione della sessualità un po' distorta, perciò bisogna anche un po' riportarli a quello che è una sessualità un po' più reale, quotidiana, con quello che è anche la loro età, con le loro difficoltà e via discorrendo. E in quei casi si fa anche un po' di educazione sessuale, inteso sia affettiva, spiegando che comunque è diverso quello che vedono, ad esempio, nei video porno, eccetera, rispetto a quello che può essere vissuto in una relazione, e quindi che cambiano i connotati, le dinamiche, che cambiano anche le fisicità, perché insomma, sti ragazzi sono bombardati della sessualità dalla mattina alla sera con delle figure che hanno una certa fisicità e le coetanee non possono mica competere, chiaramente, no? In alcuni casi. Per cui molto spesso i ragazzi stessi si chiedono: ma guardare troppa pornografia fa male? È una domanda che mi è stata fatta molto di frequente alle superiori, e chiaramente, come tutte le cose, è il troppo stroppia in tutto, ma proprio perché si instaura poi un meccanismo di conoscere il sesso in quella maniera, e poi genera anche delle insicurezze, perché chiaramente sì, è vero che vedi la fisicità femminile, ma vedi anche una fisicità maschile, una durata, un funzionamento che poi, insomma, è qualcosa di non realistico, per cui si fanno tutta una serie di domande anche su quanto può essere la durata di un rapporto, come può essere giusto e sbagliato, e insomma un po' di domande se li fanno questi adolescenti, influenzati da quello che possono vedere. Fortunatamente in alcuni casi riusciamo a dargli anche delle risposte e anche a indirizzarli verso magari non essere eccessivi o non esagerare con l'usufruire di questi mezzi, ma di vivere una corporeità nella sessualità, perché il problema grosso è che sta diventando mentalizzata, cioè comunque se io guardo un video immagino delle cose, faccio dell'autoerotismo perché è abbastanza normale, ordinario in adolescenza, però poi faccio fatica in realtà a entrare in contatto col corpo dell'altro, perché è tutto nella testa, è tutta un'immaginazione, e quindi poi quando mi devo relazionare diventa molto difficile. Io sto assistendo un po' a queste difficoltà con i ragazzi di oggi. Quindi stranamente per certi aspetti è quasi più complicato oggi, e ovviamente insomma oggi abbiamo anche i ragazzi hanno una maggiore libertà sicuramente,
Ascolta, il Covid quanto ha influito su questa mentalizzazione, come dicevi? C'era Questa già cosa? prima in realtà, C'era già cioè prima. sì, assolutamente, perché comunque anche pre-Covid già si stavano instaurando questi sistemi che hanno gli adolescenti anche di interagire fra loro. Fortunatamente andando a scuola interagiscono di persona, ma quando poi c'è stato il Covid già usavano Instagram, è diventato un mezzo di elezione. Forse lì gli ha fatto venire un po' la nausea il Covid di usare i mezzi, diciamo, come il computer per comunicare, eccetera. Non che abbiano perso, diciamo, l'abitudine, però forse in quel periodo lì forse era un po' eccessivo e forse si sono resi conto anche loro che c'era una grossa differenza. Alcuni addirittura sono finiti un po' a isolarsi un po' di più perché hanno perso i punti di riferimento precedenti. Altri quando hanno ripreso comunque a andare a scuola, eccetera, hanno cambiato un po' versante, hanno prediletto un po' più il contatto umano e di persona. Un po' ha influenzato sì, ma la mentalizzazione c'è comunque, perché la difficoltà che hanno i ragazzi oggi di relazionarsi di persona è veramente elevata. Io parlo con tanti adolescenti, anche in studio, o anche ragazzi molto giovani, intorno ai 20 anni, insomma, questi si conoscono su Instagram, si parlano prima su Instagram, anche se magari si sono visti per dire al bar del paese, poi si cercano su Instagram e si contattano da lì, perché gli viene più difficile per dire andare di persona, dire ciao, ti ho visto, mi presento, hanno questa difficoltà a relazionarsi abbastanza elevata, hanno tante insicurezze e quindi poi usano questi mezzi come un filtro, un tramite, no? Quindi lì è un primo step, poi se va bene fanno i passi successivi, ma insomma sono un po' su questo versante, non sono forse tanto da invidiare per certi versi, sono da invidiare solo secondo me perché se il computer viene utilizzato per imparare delle cose ci velocizza, però per il resto in realtà ha reso tutto molto troppo fruibile immediatamente, troppo di consumo e dall'altra, se non viene utilizzato correttamente, porta una distorsione in quello che può essere il vissuto dei ragazzi. Io ho 2 domande da farti. Una è completamente scema, l'altra forse un po' meno. Quale vuoi per Dai, prima? quella scema, dai, così ci Quella divertiamo un scema, po', che ma sai che io quale tendenzialmente sono troppo seria, almeno magari no dai, alleggeriamo un po'. ma infatti era giusto per capire. Mi ha incuriosito che questi ragazzini, insomma, in Mm. qualche modo interagiscono con te facendoti delle domande. Mi viene spontaneo, ma fanno ancora le domande del tipo: "Si diventa ciechi?" No, questo tipo di domanda no, lo fanno per scherzare di fatto. Poi io gli Ah, spiego okay. tutta la trafila del romanzo di Tissot che è stato appoggiato dalla Chiesa nell'Ottocento, perché chiaramente noi sappiamo che purtroppo nel bene o nel male la religione ha demonizzato un po' la sessualità in qualche modo per motivi che non siamo qua a disquisire, però poi di Certo, fatto ne ha certo. rovinato un po' la bellezza per certi versi purtroppo e mi spiace perché se invece vai a leggere in realtà la Bibbia dice andate e riproducetevi, fatemi capire chi si è messo in mezzo a dire che la sessualità era una cosa sbagliata, sporca e quant'altro. Va bene, va bene. Invece l'altra domandina che mi viene invece più spontanea è un po' legata sempre ai ragazzini che fanno delle domande. Io, come sai, insegno nelle scuole primarie, Eh quindi i miei sì, bambini sono piccini, e però curiosi. alcuni temi sì, sì, alcuni temi comunque emergono. Poi io me ne guardo bene dal rispondere in quanto mi chiudo nella mia a volte, come dire, nella mia fortezza della mia materia e dico: "Vabbè, parlatene con la maestra titolare e vado così". Però vabbè, diciamo che, oggi il tema forte è quello di una sessualità non chiarissima, di un genere un po' particolare. E mi ricordo di aver studiato, per esempio, con Don Milani, che diceva: "Ma perché non dire queste cose prima e aspettare il dopo quando è troppo tardi?" Tu cosa suggerisci di fare in questi casi, quando ci viene presentato un problema di questo tipo o qualche battuta legata a questo aspetto di genere? Ma tu intendi le distinzioni fra maschi e femmine o il fatto che Maschi e alcuni femmine o bambini o alcuni bambine non hanno dei anche. tratti caratteristici Esatto. piuttosto che ma io penso che, come in tutte le cose, è chiaro che bisogna un po' trovare un linguaggio adatto ai bambini, capire qual è la domanda, qual è la curiosità, perché, noi siamo in un'epoca in cui credo che ci stiamo evolvendo anche da questo punto di vista e non dobbiamo mai dimenticarci che siamo mammiferi, noi facciamo parte di un ecosistema che ci influenza e nel momento in cui lo viviamo non possiamo essere
allo stesso tempo attori e studenti di quello che sta accadendo. È veramente complicato perché dovranno essere dentro di noi e fuori di noi, ma tante evoluzioni si capiscono col tempo. Quindi a mio avviso tutto quello che sta avvenendo adesso, come anche una maggiore fluidità a livello di genere, quindi questi ragazzi o ragazze che non si identificano né come maschi né come femmine, ma hanno delle caratteristiche di entrambi, diciamo, i versanti che fino ad oggi avevamo riconosciuto come fenotipi, in qualche modo è un'evoluzione sia mentale perché non ci chiudiamo più in delle etichette, dall'altra di fatto probabilmente ci sono anche delle modifiche che non avvertiamo e in alcuni casi, per esempio, io parlo spesso con una mia collega che lei è invece urologa e dice che spesso trova delle caratteristiche fisiologiche di intersessualità, laddove non è mai chiaro bene come si vive la sessualità maschile, perché lei essendo urologa vede tanti uomini, quando certi esami non sono come dovrebbero, diciamo, poi fa fare l'esame genetico, spesso trova il cromosoma XXY. E quindi chiaramente c'è un fenotipo maschile, ma c'è una tendenza o delle ormonalità che sono influenzati anche dall'altra X, che in qualche modo possono portare anche a mostrarsi in maniera diversa o avere delle caratteristiche fisiche lievemente differenti, chiaramente. Quindi anche la biologia in qualche modo si sta modificando. Dall'altra c'è una parte psicologica di rifiuto, tra virgolette, delle etichette e dall'altra forse ci sentiamo più liberi da una parte di mostrarci con le nostre sfaccettature, dall'altra chiaramente siamo ancora in una società dove abbiamo ancora molta la I distinzione tra ruoli, uomini e certo. donne e quindi in qualche modo le generazioni si portano dietro questa culturalità. Perciò i bambini sono curiosi quando dicono c'è qualcosa di differente da quello che vedo in maniera, diciamo, nel quotidiano, o magari vedo la mamma e il papà, però è anche vero che siamo in una società che si sta portando verso non solo le anche non volute famiglie omogenitoriali, perché quando le persone si separano molto spesso capita anche che uno dei due genitori non è in grado di gestire i figli e li prende in carico uno, si affida solo uno, quindi la famiglia diventa omogenitoriale. E questo purtroppo, io lo vedo nella mia pratica clinica, non è che non influenzi poi il vissuto di un figlio o di una figlia, per tante tematiche psicologiche e anche di modelli a cui si riferiscono i ragazzi e quindi chiaramente bisogna anche lì valutare che impatto ha tutta la modifica che noi stiamo attivando a livello sociale delle nostre relazioni. Ok? Non di meno quando ci sono o due uomini o due donne che gestiscono i figli e anche in quel caso lì bisogna distinguere bene i ruoli e di conseguenza anche poi quello che il figlio può assorbire sia come modello e sia dall'altra parte che cosa apprende, che cosa introietta e poi cosa manifesta. Per cui tutti questi cambiamenti credo siano in parte biologici, in parte dovuti alla società che sta evolvendosi per certi versi e dall'altra perché a livello psicologico noi apprendiamo con chi cresciamo e cresciamo alle volte in famiglie omogenitoriali, a volte in famiglie con mamma e papà, a volte in famiglie con due mamme e due papà o anche in famiglie allargate, quando ci sono tanti riferimenti, perché io sento anche di ragazzi che dicono ah ma i miei si sono separati, poi però io ho conosciuto la compagna di mio papà, poi il nuovo compagno di mia mamma, abbiamo 1000 riferimenti, quindi poi i ragazzi un po' chiaramente prendono quello che gli può servire nella loro crescita, perciò capisco anche che i bambini più piccoli siano curiosi perché vedono tutta una serie di sfaccettature che forse a noi non c'erano tutti questi cambiamenti quando eravamo un po' più piccoli noi, no? Anzi, eravamo ancora un po' più sul certo, gatto. incasellati. Spero di aver risposto, Marco, io Certo, sì, no, divago. ma infatti, no, no, assolutamente, perché allora ti stavo dicendo che io così scherzosamente mi riparo dietro al fatto che non mi compete. In realtà sì, e lo faccio anche veramente, nel senso che è un tema comunque complesso e cerco di farlo gestire da chi poi ha gli strumenti piuttosto che a conoscenze un pochino più specifiche. Io mi limito a raccontare, per esempio, agli insegnanti titolari in questo periodo di lavoro che sto facendo all'estero, che è un po' particolare, dove cioè io mi sono ritagliato, se vogliamo, una sorta di pacchetto legato alla cultura, quindi alla lingua, tutto quello che
di religioni piuttosto che problematiche di questo stile, io faccio sempre, hai capito, quello che Mh-mh. ciao, ciao, ci vediamo domani, Mh. va bene. No, comunque mi hai risposto, ti ringrazio, e sì, è un tema molto, E molto io invece nuovo. avrei un'ultima domanda, se possiamo Certo. approfittare. Sì, no, Allora, sempre secoli fa a scuola, alle rare volte in cui c'era educazione sessuale, veniva il ginecologo. Mh-mh. Adesso invece c'è una psicologo Mh. e una psicologa. Mh. Quanto è importante l'affettività, l'educazione all'affettività? Che parte ha nell'educazione sessuale? Perché non è Mh. solo, no, credo. No, certo, Che il discorso è che dipende quanto tempo ci, riescono a dare anche le varie scuole coi finanziamenti, eccetera, perché son sempre progetti un po' più ampi, dove c'è anche la parte dedicata alla sessualità scusa, all'affettività, perché di fatto, quando son stati fatti questi progetti avevamo i colleghi che si occupavano del laboratorio all'affettività e poi io facevo la parte sessuale, ma è ovvio che se io parlo della parte sessuale, poi faccio vedere l'anatomia maschile e femminile sotto forma di disegno in sostanza, perché fortunatamente ecco internet ci aiuta anche in questo, per far capire anche ai ragazzi, l'anatomia, anche perché di fatto, poi mi dicono anche alle superiori, poi che la faranno magari in terza e io magari vedo i ragazzi di prima e seconda superiore, di fatto, si fa una parte biologica dove si spiega anche che la sessualità vissuta con un partner è diversa da quella che loro vedono nelle fiction piuttosto che per cui è importante assolutamente far passare il concetto della relazione e meno male che lo fanno ad oggi, che vengono fatti questo tipo di attività, perché nelle generazioni insomma, ci sono alcune generazioni che adesso soffrono del, come dire, in realtà di un po' di un consumismo relazionale, no, dove le persone vengono quasi trattate come oggetti e non c'è più l'empatia. Per alcune persone, cioè sembra che non ci sia la relazione o l'altra persona, ma l'altra persona è un mezzo per il mio piacere piuttosto che quindi quando si fanno i laboratori, a scuola si fa anche il laboratorio all'affettività proprio per aiutare i ragazzi a empatizzare, a mettersi nei panni degli altri, si parla di sentimenti, di emotività, di come ci si sente e questo indubbiamente aiuta. Non può essere imprescindibile perché se no, sarebbe un lavoro fatto a metà in sostanza. certo. Insomma, alcuni brutti casi di cronaca, anche recenti, ci ricordano quanto è importante, no, Mh-mh. questo aspetto. Assolutamente. Purtroppo non si riesce ad arrivare dappertutto e dall'altra parte, per quanto la scuola possa fare, poi è chiaro che è nel quotidiano anche delle famiglie che ci dovrebbe essere, una maggior comunicazione, eccetera. Però allo stesso tempo alle volte ci sono delle difficoltà oggettive che le famiglie possono avere e una difficoltà anche a seguire i ragazzi per certi versi, per cui, purtroppo alle volte accadono delle cose perché c'è una difficoltà, a vari livelli sociali a mio avviso, Certo, senza demonizzare niente e nessuno, però ci chiediamo perché succedono queste cose, ma perché siamo in una società ormai in difficoltà, a mio avviso, a tutti i livelli e alle volte ci sono anche, apro e chiuso parentesi, situazioni dove ci sono dei ragazzi che soffrono di disturbi di personalità già da ragazzini e di loro non hanno un senso di empatia, cioè il genitore glielo può insegnare quanto vuole, ma se non ce l'hanno, non ce l'hanno. E quindi poi tendono anche a trovarsi fra di loro, per cui si evolvono delle certo, situazioni un po' purtroppo spiacevoli. certo. Va bene, dottoressa. Grazie, è stato molto interessante. Abbiamo Grazie a aperto una voi, finestra nuova con le nostre conversazioni, un argomento che non avevamo ancora mai affrontato. quando volete. Grazie, stavo appunto per chiedere se possiamo Hai risentirci più anticipato. avanti. Volentieri, Sei avanti, sì. No, volentieri, ma ci infatti mancherebbe. Quando l'argomento è si può fare interessan divulgazione, ben volentieri. esatto, esatto, esatto. L'argomento è interessante per tanti aspetti. Sono anche curioso di capire anche a livello, non so, di ragazzi ormai più grandi che visto che l'adolescenza si protrae ormai Sì. all'infinito, boh, vabbè, però magari Guarda, se cogliamo ho tempo l'occasio 30 ah secondi beh, dai, vai, posso? vai. Sì, Ve li sì. Certo, rubo perché io faccio tanto lavoro anche su persone che magari hanno anche 30 anni, giù di lì, però poi sono ancora invischiate con le famiglie di origine, vuoi perché non riescono a uscire di casa, vuoi perché è comodo, perché a un certo punto è come se ci fosse uno sgancio e lavoro tanto sul concettualizzare con i pazienti
quanto si sentono ancora figli e quanto si sentono adulti. E poi questo comporta anche che anche se hanno un partner, non riescono a costruire qualcosa di loro di nuovo, rimangono troppo invischiati nel ruolo di figli, ma parlo di gente anche di 30-35 anni e finché non fanno un percorso, non portano alla consapevolezza di questo tipo di modalità che hanno di vivere la vita. Per cui, insomma, mentre la nostra adultità arriva nel momento in cui a livello psicologico si fanno il matricidio, il patricidio e ci sganciamo dalle famiglie di origine, almeno a livello psicologico, che non vuol dire non vedere, non sentire più i genitori, ma significa mi prendo la responsabilità della mia vita, faccio le mie cose, ma mi sgancio anche. E invece quello che sta avvenendo purtroppo nella nostra società, che io vedo tantissimo, è questo, è come se mancasse a un certo punto lo sgancio dall'età adolescenziale vera e propria all'età adulta. Cioè io sto parlando spesso con i miei pazienti trentenni, 35 anni di adultità, perché arrivano a un momento di limbo della loro vita dove non riescono a fare il passo successivo. E poi vai a lavorare e dici sono ancora invischiati con le famiglie di origine. Ne parleremo sicuramente una prossima volta, perché immagino che da qua si apre tutto un vaso di Pandora che metà basta. A me è venuto in mente Pascoli comunque, a proposito di non tagliare il cordone ombelicale. Va bene, grazie mille dottoressa. Grazie a voi. Alla prossima. Alla prossima e buona serata. Arrivederci, ciao. Adam Paz, Adam Paz. Stan Sargent. Stan Sargent.
Bene, non a caso abbiamo messo Un mondo d'amore suonato da David Boato al festival, al Litorale Jazz Festival di 2 anni fa. E mentre andavamo con la musica, c'era nella nostra mongolfiera, si parlava sempre d'amore con la nostra prima ospite, con Claudia, e con la nostra seconda ospite che voliamo subito con la mongolfiera a Córdoba, in Spagna. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Aquí estamos estupendamente. ¿Y vosotros? Oh. Stiamo bene qui in Ma Spagna. hai Buonasera. anche il coso, già anche il dialetto, l'accento già So- andaluso. sì, sono un po' di anni che sono qui ormai. Beh, comunque buonasera e grazie, vi ringrazio veramente per l'invito. È un piacere stare con voi questa sera. Marza Fascioli da Córdoba insegna italiano all'Università di Córdoba. Sì, esatto. Andate voi adesso, do la palla a Omar. Sì, benvenuta, quindi siamo noi che ti ringraziamo perché oggi vogliamo sapere che cosa fai esattamente lì e come mai ci sei arrivata, perché ogni martedì, come l'anno scorso, ogni lunedì diamo spazio tra i vari simpatici ospiti anche a qualche insegnante che lavora fuori dall'Italia portando l'italiano come strumento principale. E quindi a te la parola. Cosa ci fai lì? Perché? Perché io sono insegnante di ruolo nella scuola superiore in Italia, insegnante di lingue straniere e ho superato, insomma, diversi anni fa una selezione del Ministero degli Affari Esteri, selezione che ha come obiettivo appunto quella di scegliere alcuni insegnanti da mandare all'estero, nelle scuole italiane all'estero o nel mio caso nelle università come lettore. Io lavoro all'Università di Cordoba nella facoltà di lettere e filosofia come insegnante di lingua e cultura italiana e sono approdata qui con un distacco che mi è stato concesso dal Ministero dell'Istruzione italiano su nomina appunto del Ministero degli Affari Esteri. E insomma è diciamo una bellissima esperienza che è aperta a tutti gli insegnanti che lavorano in Italia, E che insegnanti ovviamente. vogliono mettersi un po' in gioco. Esatto, serve Ma quindi, un certo esatto, spirito. esatto, di adattamento, di flessibilità. Diceva prima la dottoressa Claudia Popolillo che siamo in una società fluida e quindi sì, anche l'insegnante in questo caso deve dar prova di questa, come dire, di questo super. Vabbè, questo, ma perché si insegna italiano a Cordoba, che siamo in Spagna? Eh beh sì, insomma, in Italia si studia spagnolo, anche Certo. in Spagna si studia italiano, meno ovviamente dello spagnolo perché l'italiano insomma è una lingua di nicchia rispetto ad esempio alla lingua spagnola che ha più di 500 milioni di parlanti, noi siamo pochini. Il L'italiano rapporto. però gode di un grosso prestigio culturale Ma e siamo questa è la belli, stavo per ragione. dire, siamo pochi ma belli. Siamo belli, siamo interessanti, siamo artisti e, e quindi, insomma, l'interesse verso la lingua italiana non è un interesse utilitaristico come potrebbe esserci per l'inglese o insomma soprattutto per l'inglese, ma un interesse soprattutto culturale. E c'è da dire poi che le relazioni fra la Francia e la Spagna sono molto strette, abbiamo culture molto vicine, ci sono molti contatti a livello culturale, a livello economico, per cui l'italiano diventa anche una lingua interessante. Ad esempio, nella mia università c'è anche un dipartimento di archeologia e molti miei colleghi archeologi hanno effettuato dei soggiorni in Italia, perché ovviamente un archeologo. È un luogo Esatto, di è un luogo scampo, obbligato, anche perché certo. Córdoba, è una città romana. A un cordovano se si chiede: "Tu come ti senti?" "Mi sento romano", Ah, perché è stata soprattutto una città romana, poi una città araba,
ma questa forte componente culturale dell'antica Roma esiste. Un archeologo che studia Cordoba, che studia l'Andalusia, non può prescindere dallo studio dell'archeologia dell'antica Roma, e quindi Roma diventa un soggiorno obbligato. Poi ci sono contatti molto stretti anche con la facoltà di giurisprudenza, siccome insomma ci sono somiglianze anche tra il diritto italiano e quello spagnolo, c'è molto scambio a livello di avvocati, di studi di giurisprudenza e di avvocati tra Italia e Spagna. E l'Italia è una delle destinazioni, diciamo, delle destinazioni più gettonate per l'Erasmus. Quindi molti spagnoli, non solo dall'Università di Cordoba, vanno a fare il loro anno di Erasmus in Italia, e allo stesso modo qui in Spagna e a Cordoba accogliamo tantissimi Erasmus italiani. Quindi ci sono dei contatti molto stretti. Sì, viva l'Erasmus che è nato in Italia e che ha preso piede ovunque. No, bene, bene. Quindi i tuoi studenti studiano, vengono insomma da te, dagli insegnanti come noi, perché sono affascinati sia dall'arte, e in questo caso sia dall'archeologia e anche dalla giurisprudenza, insomma, dalla legge. Sì, ecco, diciamo che ci sono questi contatti. I miei studenti in particolare sono studenti diversi, devono scegliere una lingua straniera o una seconda lingua straniera, e tra le lingue che offre l'Università di Cordova c'è l'italiano, e devo dire che ha un buon numero di studenti. Tanto per dire, io ho studenti del primo anno e ho 75 iscritti quest'anno. In una classe da 75 tenere una lezione di lingua, insomma, è abbastanza impegnativo. E poi c'è il corso di laurea in traduzione a Cordova, in traduzione, che offre l'italiano come seconda lingua straniera, e anche lì insomma c'è un discreto numero di studenti. C'è lavoro anche nella traduzione con l'italiano, perché c'è tutto per ora. per ora, sì, per ora. Prima Insomma, speriamo che non AI. faccia tutto chat, Esatto. la chat GPT, insomma. No. Comunque no, ci sono i contatti appunto per anche ci sono traduttori giurati che lavorano con i documenti, c'è molto scambio tra l'Italia e la Spagna, e anche tutto il discorso, non so, saggistica, narrativa, che viene tradotta dall'italiano allo spagnolo, quindi insomma c'è lavoro anche in questo ambito. Ecco, tu stai vivendo a Cordoba in questo periodo della tua vita, prima immagino eri in Italia. Sì. È diverso per te come insegnante vivere il lavoro in Italia e vivere il lavoro in Spagna, cioè il lavoro di insegnante, ovviamente. Sì, è molto diverso, perché io in Italia insegnavo in una scuola superiore, quindi insomma sappiamo bene come funziona, no? Insegnante di lingue, ho 6 classi, consigli di classe, collegi docenti, ragazzi di una fascia d'età che va dai 14 ai 18-19 anni. Questo è il tipo di lavoro richiesto in Italia. Qui ho avuto un doppio passaggio, diciamo, perché sono passata dalla scuola superiore all'università, quindi il lavoro che svolgo è molto diverso da quello della scuola superiore. Il discorso didattico, diciamo che non ha subito molte variazioni, perché la didattica della lingua funziona con i nostri ragazzi in Italia di 17, 18 anni, 19, e funziona con gli studenti spagnoli, che comunque iniziano l'università a 18 anni, non a 19. Io ho studenti al primo anno che hanno 17, 18 anni, hanno l'età dei miei studenti del liceo, certo, ecco, del liceo, sì. E quindi insomma il passaggio è stato, diciamo, verso l'università, dico non tanto per la didattica, ma proprio per l'ambiente universitario, che è completamente diverso da quello di una scuola superiore. Di quello più accademico, magari. Esatto, più accademico, si fa ricerca, diciamo che lavora molto il singolo più che il gruppo. Sì, ci sono dei gruppi di lavoro, dei gruppi di ricerca, ma voglio dire, è un lavoro molto, molto, molto autonomo rispetto a quello che si fa in una scuola secondaria in Italia, ecco. E poi, insomma, il passaggio al sistema di valutazione per me è stato uno shock. Arrivare in Spagna e scoprire che per loro 5 è sufficiente. Io non l'ho ancora mandato giù. Che 5 vuol dire 50%. Sì. Però è sufficiente, giustamente, perché l'altro è lo 0, che è sotto Esatto. l'1,
E 5 quindi stelle. ci Ma sta a livello matematico. Ma io invece ti faccio un'ultima domanda, anticipandolo solo a curiosità di Rossella. Come vivi il territorio? Come si vive il territorio, cioè al di là del lavoro ovviamente? molto bene, sono molto soddisfatta dell'esperienza e sarà difficile staccarsene perché, insomma, ormai sono qui da 8 anni e non è poco, quindi praticamente la mia vita l'ho costruita qui. Allora, clima diverso, io sono di Mantova, Beh, quindi pianura tutta un'altra padana, cosa. nebbia, umidità, mi capite? E sono Purtroppo sì. approdata nel sud, così nella zona mediterranea, nel sud, quindi insomma bel tempo, sole, anche troppo caldo perché d'estate a Cordoba, anzi non la consiglio a 40. nessuno, tra luglio e agosto perché si arriva tranquillamente a Mm, 48 gradi, esatto. diciamo è un po' difficile da vivere. Guarda, Ecco, stai parlando con una di Lodi, uno di Milano eh, e loro 2 di Venezia, per cui cioè, quindi insomma Per siamo cui l'acqua ce sappiamo bene l'abbiamo, qual è il problema della pianura padana. l'umidità esatto, ce questo l'abbiamo è nelle appunto. ossa. Quindi insomma, ecco, si sente le ossa, qui invece c'è un clima secco, c'è il sole praticamente tutto l'anno, un po' troppo sole, un po' troppo caldo in alcuni mesi, ma comunque insomma c'è quasi una primavera perenne. E poi direi che Cordoba è una città definita dagli spagnoli piccola, a 320.000 abitanti, per noi sarebbe una città grande, visto che le nostre città italiane in media non superano i 200.000 abitanti. Per loro è una città piccola, comunque offre moltissimo dal punto di vista culturale. C'è molta offerta, ci sono molte possibilità di partecipare anche gratuitamente. Quindi è molto vivace, cioè si vive molto, la socialità, la cultura, senza particolari sforzi economici. Anche questo è importante, perché la città di per sé offre molto, ha dei servizi che io trovo fantastici. Non so, ad esempio qui ci sono quelli che si chiamano centros cívicos, che sono diciamo quelli di distretto, di rione, organizzati dal comune, che offrono tante attività per anziani, ma anche non per anziani, non so, dai corsi di inglese, corsi di yoga, coro, musica e quasi tutti gratuiti o con un prezzo simbolico. Le biblioteche hanno tantissime attività, quindi ci sono molte possibilità di entrare nel tessuto sociale e di vivere una vita stimolante. Io, personalmente, tra l'altro, coordino un club di lettura nella biblioteca di Cordova, a cui partecipano dei grandi amanti della cultura italiana. Ed Immagino. è sempre molto, molto piacevole, è una cosa che dà molta soddisfazione. Ci troviamo una volta al mese, discutiamo così di una serie di letture selezionate da me e da un collega che coordina il club di lettura con me e hanno veramente molto entusiasmo nei confronti della lingua e della cultura italiana. Sono persone in genere che hanno studiato in una struttura che è meravigliosa, che dovremmo importare in Italia, che è la Scuola Ufficiale di Lingue, che è gestita dallo Stato con insegnanti di ruolo e offre corsi di lingua per moltissimi livelli, per i quali si richiede solo una minima tassa di iscrizione. Quindi, insomma, Bello. è un modo anche per incentivare l'apprendimento delle lingue e così la volontà di crescere, di imparare. Ci sta in questo contesto sociale, in questo contesto quindi comunicativo, vien da sé. No, io avrei un sacco di domande. Ho Sì, voglia di venire a vivere anch'io. lì, adesso ti Allora, lascio. adesso Sì, magari questa volta la possiamo Sì. chiudere qui, sì. ma se succederà qualche cosa di interessante col governo ti Beh, richiameremo sta perché succedendo, qualcosina sta succedendo, Eh sì, no? adesso siamo in un momento abbastanza difficile Eh, con il discorso dell'amnistia, insomma, sì, quindi esatto. stiamo vivendo un momento Magari ci potremo Delicato. sentire di contrapposizione. prossimamente, no? Va sì, bene? Sentiamo un sentiamo po' sì una delle come, due. come va a finire, come Sì. sta andando. E intanto, beh, buon flamenco, abbiamo imparato un po' le sevigliane, il Eh, flamenco. io non le ho Certo. ancora imparate, Ah, 8 8 anni. anni.
No, ho iniziato un corso in sevigliana, ma era sempre in orari che non mi andavano molto bene. Sono arrivata alla terza figura, ce ne sono Vabbè, ce ne altre. sono sì. Io le ho Dai. imparate un po'. Le 3 basiche vanno bene così, quindi bene. Allora veniamo a trovarti Certo, vi aspetto. e veniamo a Ma io vedere vengo ad il aprile, postino vengo. tradizionale. Va O a bene. maggio, così vedete i patio. Vabbè, Ah, certo. vero? Festival dei Grazie patio. mille. Veramente c'è primavera tutto l'anno, perché io vengo subito perché sono incatramata, perché appena si abbassa di 2 gradi la temperatura sto malissimo. Tramata, Sì, e mi poi piace. veramente il mese di maggio è il mese delle feste, conosciuto come il Maio Cordovés, il Ah. maggio cordovano, Certo. ed è un mese di feste, bisognerebbe chiedere un'aspettativa e allora perché si quest'anno potrebbe bisogna fare, anche lavorare, ahimè. perché a Siviglia è ad aprile il mese di festa. Allora, Sì, ad sì. aprile si va a Siviglia, a maggio si va a Cordova, che è là Esatto. vicino, insomma, più o Esatto. meno. Sì, sono 120 Sì, chilometri, esatto. benissimo. Va bene. Che dire, grazie mille per il Grazie mille, momento, ci Marzia. sentiamo prossimamente, se vorrai così Volentieri. raccontarci qualcosa di un pochino più serioso. Per il momento siamo stati contenti, almeno io non vedo l'ora di venire lì. Va bene. Ok, ciao Marzia, Ciao, grazie Marzia. Ciao, per essere grazie. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. Una musica dolce che suona soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel blu dipinto di blu, felice di stare qua giù, e continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare lontano laggiù. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, cantare, oh, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu dipinto di blu, felice di stare qua giù con te. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel blu degli occhi tuoi blu,
stare qua giù, nel blu dipinto di blu, felice di stare qua giù con te. Bene, City Bandland nel blu dipinto di blu, con la nostra mongolfiera stiamo volando, voliamo e abbiamo il nostro terzo ospite, anche lui professore. Buonasera Federico. Penso che un sogno Buonasera. così Ecco qua. Sì. Allora, con Federico si parla di giochi d'azzardo. Il gioco d'azzardo è nel blu dipinto di blu, professore. Allora, abbiamo conosciuto Federico perché fa spettacoli teatrali, ma con divulgazione scientifica. Quindi noi l'abbiamo ascoltato e sentito sul gioco d'azzardo, questa sulla ludopatia, che abbiamo scoperto che ludopatia non è corretto, no? Il termine. È il nome che le hanno dato, però visto che no, deriva da gioco e il problema non è soltanto il gioco, ma c'è ben altro, è proprio il soldo, la scommessa, il denaro, il vil denaro che crea il problema e lo amplifica, io credo che sia più corretto dare altri nomi. Tra medici si parla di gioco d'azzardo patologico con l'acronimo GAP. A me è poco simpatico, io propongo nel mio libro e non solo nelle conferenze, e non sono l'unico a proporlo, azzardopatia, perché è quello, è la scommessa che crea dipendenza, quel brivido. Perché ti sei occupato di questo argomento, professore? Nel senso, tu insegni matematica e fisica, se non sbaglio. Io insegno matematica e fisica, sì, poi mi sono mantenuto come giocoliere all'università per tanti anni. Mi propongo di provare a parlare di fisica dei giocolieri durante il percorso, quindi ho fatto un esperimento, inizio a fare divulgazione, sono ormai 19 anni che faccio divulgazione per sbaglio. Tenete conto che l'altro giorno ho sentito un noto divulgatore che diceva: ho deciso di portare a teatro la fisica. Benvenuto, quasi 20 anni. E quindi sto facendo questo lavoro, e all'improvviso mi hanno proposto dall'ASL di Monza, visto che piacevano i modi, i tempi che usavo per trattare la fisica dei giocolieri, di invece parlare di matematica e gioco d'azzardo. Quindi è stato un lavoro su commissione. E forse da lì poi è nato tutto, perché da un lato ho scoperto di funzionare a parlare anche di altre cose, usando il teatro. E dall'altra parte ho visto che il divulgatore ha un grande potere, cioè ora parlo dal vivo, centinaia, a volte migliaia di persone a settimana. I numeri sui social sono ben diversi, però dal vivo hai, credo, un'incisività maggiore, sono cose diverse. Dal vivo tante queste persone, il potere di passare dei messaggi, e quindi l'idea di andare avanti sul gioco d'azzardo, ma non solo. Ho costruito tante diverse conferenze e spettacoli in questi 20 anni di lavoro, quasi sempre su tematiche importanti, cambiamenti climatici, bufale, raccolta differenziata. Ascolta, durante lo spettacolo tu in particolare hai mostrato con delle cose molto precise, assurdo, posso dire, non so, sia il gioco d'azzardo, tutti quei biglietti che si grattano, no? Fuori e le macchinette. Ti ho perso. Ti ho perso, L'incipit era bello, ma mancava la domanda. Sei caduta giù dalla mongolfiera. Aspetta che ti tiriamo su. Aiuto! Aiuto. No, stavo dicendo che nello spettacolo che abbiamo visto, molto interessante, tra l'altro davvero vincente, anche per quanto possa sembrare strana questa parola, ma tu ti sei occupato, cioè hai dimostrato, diciamo, matematicamente quanto improbabile sia una vincita con le macchinette, con le slot machine, o con quei biglietti dove si gratta e si spera di vincere, non so, tutta la vita, che ti mantengono, com'è? Ancora L'ho perso un'altra volta. non mi hai sentito?
La domanda non ho sentito, mi dispiace, non so voi. No, ma c'è stata Io... una disconnessione della linea, adesso è stata Nostra. riconnessione, sì. Ah, Io ho sentito che hai parlato, mi hai detto, hai parlato delle macchinette, quanto è improbabile, però non ho capito la domanda, cioè mi stai alzando una palla, questo mi è no, chiaro, però posso stavo parlare a ruota cercando di libera. chiederti, nello spettacolo hai mostrato matematicamente quanto Sì? improbabile sia una vincita, Sì, sia con le ok, macchinette, con le slot machine, sia con i biglietti dove si Gratta grattano e dei vinci. numeri o delle ok, lettere, sì, non so dove si gratta. Ecco. ok. Ci La vuoi raccontare un domanda, pochino, adesso Ah, senza ok, voglio dire fare... ok, qual ok. è, Questo... qual è la percentuale di... Ok, no, no, scusate, che andando via la voce, no? Ero convinto che questo incipit fosse prologo a una domanda ben specifica, no? E non una palla alzata e basta. Scusatemi. Allora, no, beh, il discorso è questo, essenzialmente. A me ciò che stupisce, in realtà, non è tanto che la gente giochi a queste cose sataniche. A chi mi conosce sa che satanico mette una battuta, non sto dando accezioni demoniache al gioco realmente. A me stupisce che uno Stato permetta certe dinamiche. All'interno, per esempio, delle videoslot sono costruite in modo tale che una volta su tre si va vicino a vincere. E questo gli psicologi hanno scoperto crea dinamiche di dipendenza. E quindi sì, si vince poco, si vince raramente, ogni tanto ci sono vittorie piccole che danno, no, l'incentivo a continuare a giocare, ma è tutto costruito per creare dipendenza ed è questa la cosa che fa impazzire. Quindi non tanto che si vinca poco, sia raro vincere, che ogni tanto qualcuno ce la faccia, ma che siano costruite ad hoc. Nella mia conferenza spettacolo, per esempio, non me la prendo col poker, non perché il poker sia, virgolette, buono, però nel poker è uno contro uno. La dipendenza nasce, però non c'è la costruzione ad hoc della dinamica che ti porta verso la dipendenza. Invece che uno Stato permetta questo, me fa impazzire. Ma io ho una domanda invece legata ai giochi sui telefonini, sui videogiochi, non lo so, che magari non sono connessi con problemi di carattere economico, però per esempio portano via un sacco di tempo della vita quotidiana delle persone e creano anche questi un po' di dipendenza. Qual è il problema di questo strumento nuovo, di questi giochi moderni virtuali, chiamiamoli così? Ma in realtà premetto che questa è una parte che non ho particolarmente approfondito e visto che ci sono, però aggiungo un'esperienza personale. Ho avuto alcuni anni fa, ormai 5-6, il primo caso di studentessa dipendente da cellulare, cioè se il cellulare le veniva tolto, le si spegneva perché la batteria era scarica, attacco di panico. Attacco di panico perché? Perché non poteva farne a meno. E perché succede queste cose? Perché sono costruiti in modo tale da tenerti il più possibile, quindi anche soltanto lo scroll che fai col dito quando passi sul cellulare diventa un gesto, come il gesto della sigaretta sulla bocca, portare alla bocca, di cui il tuo cervello poi ha bisogno. E perché nascono queste dipendenze? Perché in tutti questi giochi, videogiochi, cellulari, il gioco d'azzardo, hanno questi rinforzi. Quando c'è una vincita, quando c'è, no, il like che arriva, quando c'è... E il tuo cervello è costruito in modo tale da andare a ricercare questi rinforzi perché li riconosci come positivi. Ed è veramente diabolica come cosa, perché no, sfruttano le debolezze, se vuoi, della tua mente per spingerti verso una dipendenza, per tenerti lì il più possibile. Ancora un altro video, ancora un altro like, perché non c'è ancora la spunta blu? Voglio guardare queste rulli girare. Dobbiamo cercare, perché nessuno è immune a queste cose, A, di starci lontano e B, di riempirci la vita, parlo facile, di cose che ci danno senso. Le persone che hanno la vita piena più difficilmente cadono dentro il tempo. Quindi la scuola, quindi lo sport, quindi gli amici, quindi le uscite, il volontariato, riempirsi la vita di queste cose è il modo migliore, gli rinforzi positivi più importanti per evitare di chiedersi dentro. Certo, certo. Io volevo aggiungere anche ai vari giochi il discorso delle macchinette, no? Delle macchinette che le troviamo ormai dappertutto, dal tabaccaio al bar, non so se anche ai supermercati ci sono, forse là non credo.
È un gioco che sinceramente io ho provato una volta. Insomma, qua a Venezia c'è il casino di Venezia, quindi una volta sono entrato, ho provato a spendere 20.000 lire, mi ricordo. Mi sono durati 3 secondi 20.000 lire. E ho detto, ma che razza di gioco è questo qua della macchinetta che perdi subito tutti i soldi? E quindi da là non E ho lì è più finita giocato. la tua È la avventura mia di avventura giocatore. di giocatore d'azzardo. E macchinette dove anche appunto si diceva anche qui prese tra virgolette d'assalto sempre dalla povera gente alla fin fine, no? Certo, certo, certo. Dicevano la tassa sulla povertà, la tassa sulla stupidità, poi non è vero. Non è vero perché poi dopo si ammalano di dipendenza da gioco d'azzardo anche le persone pluriaureate o più abbienti, però statisticamente quelli più sguarniti dal punto di vista soprattutto intellettuale, più che culturale, più che economico, sono quelli che ci cascano dentro maggiormente. Questa cosa è doppiamente atroce, se volete. Mm. Terribile. L'unica Sì. cosa è che secondo me dallo spettacolo che siamo venuti a vedere abbiamo dedotto, insomma, perché noi cosa possiamo fare noi come cittadini? Io e mia moglie abbiamo pensato, boh, adesso non spendiamo più un soldo in quei negozi dove ci sono le macchinette. E quindi è una piccola Una cosa che forma potremmo fare tutti, no? di boicottare questi negozi, dici? Sì. Eh? Quindi una forma Beh, è una delle cose che io propongo nello spettacolo, ma la faccio in modo anche provocatorio, se volete. Adesso non mi aspetto che tutti smettano per sempre di. Però rimango convinto che noi nel piccolo possiamo spostare tanto. Mm. No, il famoso, non so neanche se sia un aforisma, no? Il battere di una farfalla può creare un uragano se lo fai a Jesolo, un uragano in Kamchatka. Non so se è vero e se queste fossero, non credo, le città citate, però non dimentichiamo che siamo 60 milioni di farfalle. Quindi smettiamo di cercare delle scuse per non sbattere le ali, cominciamo con piccole azioni a cambiare le nostre cose. Quindi scegliamo dove comprare il caffè in base anche a queste dinamiche, perché poi c'è il bar che ha rinunciato al guadagno facile delle macchinette per rispetto del cliente e ha deciso di rimettere il calcio balille e viva Dio, qualcuno lo rimette. Ma possiamo fare piccole scelte anche per i cambiamenti climatici, un grado bene in casa, uno dice ma sono poche cose, sono le grandi multinazionali, i grandi governi, che è vero, è vero, però è anche vero che multinazionali, governi, politici e politica crescono sull'humus che noi siamo, si adattano a quello che noi siamo. Se noi come società nel piccolo cambiamo e cominciamo gli altri a cambiare anche di poco, vedrai che qualcuno che intercetta questa esigenza o che segue l'onda arriva. vero. È anche da aggiungere che sono anche luoghi tristi spesso, no? Tu entri magari così tutto allegro per berti il tuo caffè e vedi queste appiccicate, queste macchinette che non vedono niente intorno, che continuano a mettere dentro i soldi così, per cui non è neanche un posto particolarmente gradevole. No, direi proprio di no, però non credo che chi è dipendente si accorga di queste cose. E poi è brutto che si diventa dipendenti, cioè si comincia a giocare, scusi, per i motivi più disparati. I ragazzi perché iniziano a fare scommesse sportive perché fanno una gara con i pari, gli anziani perché hanno bisogno di una coccola, no? E una routine, il quarantenne, perché per motivi diversi, no? Si cercano di come giocare. Ma poi tutti si continuano a giocare per lo stesso motivo. È il brivido che ti dà il fare. Qualcuno lo fa perché gli piace perdere, perché si autopunisce, sono cose psicologiche molto delicate in realtà. Però la maggior parte gioca per il brivido che ha, non gioca per vincere, gioca per provare quel piacere che gli dà il gesto, la routine, il giro delle ruote, la musichetta, la quasi vittoria. Allucinante, peso. Va Parlavi bene. di Foscolo prima, no? Mi viene in mente. Il Va, sabato sera. va bene, io invito tutti quanti, uno di andare sul sito di federicobenuzzi.com, lo vedete anche nella scritta, ma non solo sul sito, ma anche sul canale YouTube che è molto 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 interessante con varie pillole che metti ogni 2 o 3 giorni, no? Sì, più o meno. Adesso io i social non sono molto bravo, nel senso che
faccio conferenze di spettacolo dal vivo nelle scuole, nei teatri, part-time, insegno part-time e giro nei giorni liberi. La parte social è nata perché durante la pandemia mi mancava il pubblico, piangevo. Allora, ho cominciato, rido adesso, ma allora no. Ho cominciato ad aprire i canali per crearmi un pubblico e quindi questi video in piano sequenza, cose molto particolari. Continuo a farlo perché ho trovato in quella condivisione un bel modo per crescere insieme alla community che si è creata, più o meno grande. Su Facebook siamo 60.000, 70.000, non ricordo, su TikTok 90.000, quindi sta un po' crescendo. Però non monetizzo niente. Cioè io non guadagno nulla da ciò che metti in rete, quindi è tutto molto artigianale. È un modo per veterinario, chiaro, per carità, però è più che altro un modo per condividere con. Quindi se qualcuno vuole un follow, venire a vedere cosa combino, è ben accetto. Ma scusa, un'altra domanda, ma i tuoi allievi come si comportano sapendo di avere un professore artista, attore, divulgatore? No, in realtà bene, nel senso che mi sembra che in classe le cose mediamente funzionino. Poi una cosa che ho imparato anche abbastanza presto, insegnante, non si può piacere a tutti e non è giusto piacere a tutti, cioè il compito dell'insegnante è un altro. In realtà anche il compito del divulgatore è un altro, però il divulgatore magari porsi problema, no? Se non piace o se il pubblico è... Invece l'insegnante ha altre dinamiche. Detto ciò, io sono in classe, sono sul palco, un po' più verve di quella che vedete in questo momento, ma un po' a distanza, un po' la stanchezza. Però funziona, ragazzi, in classe si sta bene. Il problema è un altro, è che stiamo bene, la dinamica è piacevole, mi sembra che le cose mediamente le capiscono, così almeno loro dicono, uscendo dalla classe, e che poi io a casa con loro non ci sono. C'è poco da dire, ma se ragazzi, io quelli che dicono che bisogna togliere i compiti a casa, no? Meno compiti, meno cose, secondo me della scuola hanno capito. Poi non vuol dire che non si debba stare attenti a non sobbarcare di troppo lavoro i ragazzi, perché c'è anche una vita fuori, per carità. Stiamo attenti, però l'esercizio a casa, il ripasso, estivo o pomeridiano che sia, è fondamentale e si vede quelli che non lavorano, che non riescono a introiettare le cose e dopo un problema. Mi sono permesso di lanciare un messaggio altro. Insomma. No, ma è interessante il livello dei tuoi studenti, cosa insegni tu, a quale età? Liceo, bimbi grandi. Okay, liceo, tra l'altro liceo linguistico, quindi tanti che vengono perché c'è poca matematica, scelta poca perché non si sceglie la scuola della vita, perché quello è contro qualcosa, la scegli per qualcosa. Se vai in un linguistico ci vai perché sono lingue, non perché c'è poca matematica, anche perché poi la sfiga di beccare me ti diverti niente. E questo è il primo problema che si incontra, diciamo. Però poi anche una fortuna perché in un linguistico, non avendo l'esame di maturità, sono poi libero di affrontare tematiche che altrimenti non potrei affrontare. Per esempio il gioco d'azzardo lo approfondisco tranquillamente come ragazzi anche dei mesi fra seconda e quarta. Allo scientifico non puoi farlo perché hai da fare altro, non da fare integrali, serie, successioni, allora magari gioco d'azzardo anche no. Giusto. Va bene. Certo, un tema molto interessante. Prof. A voi, grazie per la chiacchierata, è stato piacevolissimo. È interessante anche questo aspetto problematico del gioco, che uno pensa sempre il gioco come una cosa bella, spensierata, un esercizio se vuoi etico, poi invece però c'è il rovescio della medaglia che a qualcuno fa. E che rovescio, sì. Grazie mille per essere stato sulla nostra piccola mongolfiera. Sì, volevo solo un secondo, poi vi saluto. Non so se l'avete detto, il sito federicobenuzzi.com, trovate le date pubbliche, trovate i libri, trovate un po' tutto, quindi se avete voglia di venire a trovare, lì c'è tutto proprio. Bene. No, lo metteremo sotto. No, c'è già, esatto. È già fisso sull'immagine. Alla prossima ragazzi, bravi. Ciao, grazie. Ciao. Grazie mille, ciao, buona serata. Convinto, ma alla fine tu hai vinto. Ma io avevo una fottuta paura nera.
binario t'ho incontrato, con le amiche tu parlavi, di sicuro avrai pensato: ma chi è questo sfigato? uno come il giorno che t'ho incontrato, uno come il primo bacio che ancora non t'ho dato, uno come il giorno che t'ho incontrato, uno come il primo bacio che ancora non t'ho dato. Wow, alla fine ti ho parlato e tu, Ma chissà chi ti ha mandato? mandato da me, perché tu non vuoi chiacchiere, di picche mai salutato, con le amiche tu parlavi, di sicuro avrai pensato: Cazzo vuole sto sfigato? uno come il giorno che t'ho incontrato, uno come il primo bacio che ancora non t'ho dato, uno come il giorno che t'ho incontrato, uno come il primo bacio che ancora non t'ho dato. Primo di novembre, primo di novembre, primo di novembre, primo di novembre. Eccoci qua nuovamente nella nostra mongolfiera. Rossella, Omar, chi abbiamo a bordo? Abbiamo a bordo Maddalena Bolognesi di Benessere su misura, e l'autunno, anche se un po' in ritardo, è arrivato, e noi un po' in ritardo abbiamo chiamato Maddalena per farci appunto stare un po' bene anche in questa stagione che il nostro organismo un pochino soffre. Ma noi siamo Ben- ben attaccati Maddalena. sulla mongolfiera, quindi nessun problema. Benvenuta Maddalena. Grazie mille. Sono la famosa naturopata raffreddata, perché anche i naturopati si raffreddano, poi se la cavano con quintalate di vitamina C di propoli, ma va bene, perlomeno la sensazione di avere tutto sotto controllo è molto importante nella vita, al di là che funzioni o meno. Ma scherzi a parte, visto che siamo in autunno, cadono le foglie e tutte quelle cose amene lì, volevo portare l'attenzione su, visto che il mio lavoro con voi è soprattutto parlare di alimentazione, su un gioco, perché ve lo propongo un gioco che in realtà era una cosa molto serissima, che apparteneva alla nostra tradizione medica più antica, la scuola appunto di medicina salernitana, da cui deriva quella che è stata la nostra impostazione di medicina tradizionale mediterranea, e che ha la stessa dignità appunto delle grandi scuole ayurvediche o di medicina tradizionale cinese, che è il pensiero analogico, ovvero sia il guardare alla realtà che ci circonda non con appunto il pensiero logico, ma con il pensiero che va a lavorare con i simboli. E quindi ciò che ci circonda diventa un rimando interessante, perché parla a noi e parla al nostro corpo attraverso appunto il messaggio dei simboli. Ti faccio un esempio: il medico appunto antico guardava a una pianta, si chiedeva a che cosa assomiglia, a che cosa rispecchia nel corpo umano, e poi la provava in quella direzione lì. E se adesso andiamo a vedere alcune cose che sono nate appunto con la scuola salernitana e le incredibilmente ci sono delle cose che ci si azzeccano. Quindi faccio un esempio: l'artiglio del diavolo, che è una radice deforme che assomiglia a una mano artritica, effettivamente ha dentro delle sostanze che lavorano benissimo appunto come antidolorifero per le artropatie. Determinate piante che appunto, faccio un esempio, il cipollotto,
che ha una struttura a cava, veniva utilizzato per le problematiche di vene e effettivamente ha dentro dei flavonoidi che sono degli ottimi antiossidanti per il microcircolo. Allora, ovviamente ci si azzecca e non ci si azzecca, no? Però ve lo propongo proprio come gioco perché è divertente, no? Ogni tanto guardare alla nostra realtà con degli occhi un pochino diversi e chiederci come ci risuona il mondo che ci circonda, compreso il mondo che ci portiamo a tavola. Anche perché è il fatto di dividere, lo dicevo già una delle volte scorse, ma lo ripeto, il fatto di dividere il mondo tra ciò che ci fa bene dal punto di vista della salute, quindi le erbe officinali, e ciò che ci fa bene a livello nutrizionale, è in realtà una divisione recente, perché è una divisione, diciamo, da quando è nata la farmacia, dal 600-700 in poi. Il medico antico era quello che non aveva problemi a utilizzare l'erba officinale accanto al cavolo o alla verza. Avevano lo stesso identico valore, potevi curare sia con l'una che con l'altra. E quindi ripeto, che cosa ci sta comunicando, se vogliamo fare questo gioco, no? È il momento della dissoluzione, è il momento di ciò che cade a terra e diventa compost, è il momento in cui appunto grazie alle piogge raccogliamo l'humus, lo formiamo e si forma, diciamo, tutta quella fermentazione e dissoluzione batterica che è la base, se vogliamo riportarla, della fertilità del terreno e della base nel nostro organismo della nostra flora batterica intestinale. Quindi quali sono gli alimenti che a livello analogico in questo momento possono andarci bene? Tutti quelli che contengono queste informazioni di verdure, di fibre, che si riuniscono quasi in un brodo primordiale e si dissolvono tra di loro. Quindi banalmente le zuppe, i minestroni, quelli con tante foglie, oppure le verdure che parlano proprio il linguaggio dell'intestino, che a livello analogico sono le radici, perché è tutto ciò che si trova in basso e che quindi va a nutrire le parti basse del nostro corpo. E casualmente... Per radici intendi anche per esempio le carote, cioè tutte le cose che sono sotto? Esattamente, ciò che cresce sottoterra e che nell'immaginario appunto parlano alle parti basse, ma sappiamo che appunto sono verdure che si caricano di fruttooligosaccaridi, che sono le sostanze che vanno poi a nutrire la pianta attraverso appunto l'immagazzinamento di queste sostanze nella radice, ma che vanno altresì a nutrire la nostra flora batterica intestinale. Quindi in questo caso si può dire che la radice effettivamente fa ciò che analogicamente aveva promesso. Con anche una cosa, che noi ci siamo persi determinate verdure che erano molto usate nel tempo passato, anche perché permettevano di avere, diciamo, un orto che continuava anche fino ai primi mesi freddi e che adesso appunto non sono più di moda. Ti faccio un esempio: se ti dico rutabaga, cosa ti viene in mente? Assolutamente niente. A me viene in mente la ruta. È sempre una pianta della categoria appunto crucifere brassicacee, però la rutabaga è una specie di cavolo di palla, l'altro nome con cui lo conosciamo, perché poi siamo italiani, di regione in regione i nomi cambiano meravigliosamente. Dalle nostre parti si chiama navone ed è proprio un cavolo che sembra una mela. Un parente che ancora mangiamo può essere il cavolo rapa. È praticamente una grossa palla con un po' di foglie, che però era usatissimo. Il ramolaccio, altra pianta appunto classica radice dei nostri orti, ma degli orti dei nostri nonni ormai, che da queste parti in Friuli viene chiamato rati,
ed è una pianta ed una radice leggermente piccante che è splendida e che veniva utilizzata di solito accompagnata alle carni perché ha dei principi che aiutano anche a digerire i grassi. Quindi l'invito che vorrei fare appunto in questa bella apertura di stagione che stiamo sentendo tutte in questo periodo è proprio quello di divertirsi con ciò che ci circonda. Adesso, grazie ai mercati del contadino e a piccoli agricoltori che decidono appunto di ritrovare le vecchie varietà, abbiamo la possibilità di essere più curiosi del solito e quindi il mio invito è proprio a esplorare il meraviglioso mondo delle radici di questo periodo e a divertirvi a scoprire, ma secondo te questo a cosa serve? A guardarlo. Grazie, siamo molto d'accordo con questo invito che ci hai fatto, perché invece che comprare la verdura al supermercato e magari anche bella confezionata con un sacco di plastica che poi dobbiamo smaltire, che non si riesce a riciclare seriamente, eccetera, è molto più bello e più appagante appunto andare ai mercati contadini dove alcuni veramente sono molto bravi e molto fantasiosi e trovi cose che non conosciamo o quasi, o magari abbiamo letto in qualche libro di ricette antico ma non conosciamo, quindi ci piace molto questo tuo invito. Esatto, qualunque cosa può diventare una zuppa, è storicamente assodato. Se non sapete come usarla, buttatela in una pentola. Ascolta, ma il sedano rapa anche nasce sotto? Perché anche il sedano rapa, yes, infatti anche lui è una splendida pianta che poi unisce sia alle virtù, diciamo, della radice in sé, proprio per questi fruttoligo-saccaridi, che sono queste sostanze che stanno tra gli amidi e gli zuccheri e quindi vengono scissi e diventano proprio la pappa della flora batterica, e in più anche le verdure, le qualità del sedano, quindi è una delle verdure che contiene iodio ed è una delle verdure che contiene delle sostanze stomachiche che quindi aiutano anche la digestione. Sì, e se posso aggiungere, anche per chi può avere qualche problema, è una verdura molto digeribile. Ecco. Sì, assolutamente. E si usano anche le foglie, per cui non buttate via le foglie del sedano rapa perché si scottano leggermente nell'acqua e poi si frullano con pinoli o mandorle e pecorino o parmigiano se volete, diventano un ottimo pesto. Meraviglia. Buono, no, io ho una domanda da farti, scusa, hai parlato prima, mi hai solleticato l'idea di un ricordo un po' datato per quanto riguarda invece la ruta comune. Io, tu hai parlato di queste rape, va bene, però a me è venuto in mente il rametto da mettere nella grappa. Quindi esattamente, ma anche da dove vengo io è usatissimo per quello. Io mi sono sempre domandato, questa non si mangia se non appunto nella grappa, perché è un po' urticante o sbaglio? Diciamo che contiene un principio attivo molto, aiutami, siamo alla fine delle mie possibilità, molto concentrato, grazie, molto concentrato e quindi appunto quello è proprio la classica pianta che è diventata di uso erboristico. Ah, perché è pieno di quindi la ruta esce dall'uso alimentare ed entra nell'uso erboristico. Va bene, grazie mille Maddalena per questi spunti che ci hai dato. Grazie ragazzi, a voi. E buona zuppa a tutti e a tutte. Buon autunno. Senti, io accendo il fornetto qua sopra nel cestello della mongolfiera mentre adesso ci spostiamo. Attenta che non spegnerlo perché... Va bene, grazie mille Maddalena, alla prossima. Grazie, ragazzi, buon proseguimento, ci vediamo. Ciao. Ciao. Per sempre, tipo lo faccio uno scherzo. Alice che il mondo lo guarda con gli occhi di un cieco.
lo pensavano tutti, lo capivano tutti. Partire per sempre col sole a Cuba, la tua pelle nel mare si spella tutta. Volevi avere solo un po' di pace, riposare il cervello tipo d'estate, come quando alle medie sentivi gli uccelli cantare, affacciata sul bordo della finestra. Pensavi di stare in un'astronave, dall'alto del cielo dicevi scusa a tutti gli amici che avevi intorno. Poi la professoressa si è messa a gridare perché in tutto questo non stavi al posto. Nessuno ti vede, pensavi di notte, la doccia bollente che ti consola. Piangevi dopo il lavoro, ricordo di quando piangevi ma dopo scuola. È arrivato il diploma e dopo l'autunno è arrivato il momento di chiedere aiuto. Un fulmine in cielo non è caduto quando avevi bisogno e non c'era nessuno. Qualcosa è cambiato dopo di te, quello che faccio non sa di nulla. Vedi cosa mi hai fatto, ma eri un'adulta e tutto ti aveva già delusa e tutto ti aveva già distrutta. Qualcosa è cambiato dopo di te, io quello che faccio non sa di nulla. Tu pensavi lo stesso prima di me, prima di noi, prima di tutto, prima di avere in testa il tuo nome per sempre. Diavolo, portami via, portami ovunque, pure in un posto qualunque. Diavolo, portami via, diavolo, portami via. E bruci come un albero maledetto, entri nei miei incubi, portami negli inferi. Rami che bussavano sul mio tetto, spezzato poi di botto dei sogni così vividi, scrivili. Dicevi fidati, buttati, poi sei sparita. Ricordami cosa di male c'è nel male, o cosa di bene c'è nel bene. Nessuno ti vede, le cuffie di notte, la frangia sugli occhi, ti senti sola. Ridevi dopo l'amore, ricordo di quando ridevi per ogni cosa. È arrivata l'estate dopo l'autunno, è arrivato ancora un momento brutto. Il fulmine in cielo non è caduto, perché avrebbe spaccato tutto. Qualcosa è cambiato dopo di te, quello che faccio non sa di nulla. Vedi cosa mi hai fatto, ma eri un'adulta e tutto ti aveva già delusa, tutto ti aveva già distrutta. Qualcosa è cambiato dopo di te, io quello che faccio non sa di nulla. Tu pensavi lo stesso prima di me. Qualcosa è cambiato dopo di te, quello che faccio non sa di nulla. Vedi cosa mi hai fatto, ma eri un'adulta e tutto ti aveva già delusa, tutto ti aveva già distrutta. Qualcosa è cambiato dopo di te, io quello che faccio non sa di nulla. Tu pensavi lo stesso prima di me. Dopo l'autunno gli Urbania e siamo verso la conclusione, ma come sempre, Rossella, noi abbiamo gli audio che ci ha inviato Sami da Gaza. Sì, abbiamo il nostro messaggio nella bottiglia da Sami Abu Omar, che è il responsabile. Mi fa un po' impressione perché sarebbe tutto da dire al passato, ma insomma speriamo di poter ricostruire anche questo centro italiano di scambi culturali che ha tantissimo fatto proprio per la conoscenza reciproca fra Italia e Palestina. E come sentiamo tutti, la situazione è sempre più drammatica, sia negli ospedali che fra le persone comuni che sono sfollati senza niente, sono scappati più di un mese fa e la situazione è molto molto precaria, ecco. E Sami ci fa un racconto, credo emotivamente abbastanza così forte, però ecco, ci rappresenta un po' i vari aspetti, compreso perché è una cosa che in effetti alcuni di noi si stanno chiedendo, molti di noi, la situazione dei ragazzini, degli adolescenti, come vivono questa situazione così drammatica e che cosa pensano, insomma. Per cui grazie mille a Sami per questa voce che ci arriva da Gaza. Allora, vediamo Coraggio, un attimino sì. se riusciamo a inviare l'audio. Proviamo. Sì. Situazione triste, davvero. La situazione qui a Gaza dopo 38 giorni sono ancora molto difficili, sono situazioni molto gravi, soprattutto perché aumentano sempre il numero delle vittime. La situazione qui a Gaza dopo 38 giorni sono ancora molto difficili, sono situazioni molto gravi, soprattutto perché Gianluigi è andato? aumentano sempre il numero delle vittime, sono arrivati più di 12.000 vittime, ci sono altre 37.000 feriti, ci sono
praticamente più di 100.000 case distrutte, ci sono la gente tantissima sfollata, lì alle zone del sud stanno più di 1,5 milioni, dove l'esercito israeliano anche della gente di evacuarsi verso il sud, però cominciano a bombardarsi il sud. Soltanto negli ultimi 2 giorni c'è stato più di 100 morti nel sud, praticamente soprattutto alla città di Khan Yunis. Situazione gravissima, la gente è sfollata, stanno per le strade, perché in tutte le scuole dell'UNRWA hanno ospitato soltanto 800.000 persone, però ci sono altre 400.000 persone che stanno per le strade o stanno da amici o non le trovano, perché tante gente sono andate anche dentro l'università al sud, soprattutto l'università dell'Aqsa, il Quds Open University, sono andati lì perché non trovano posto. Poi oggi praticamente è stata peggiore la situazione perché ha piovuto la prima pioggia che dall'anno, è piovuto forte, la gente non ha trovato, per questo sono cominciati la gente a trovarsi un posto dove proteggersi dalla pioggia. E ancora ci abbiamo soltanto per dopodomani fino al giovedì 16 di novembre internet e comunicazione, perché dopo ha comunicato il Paltel di loro si fermano per la mancanza di carburanti. Poi ci sono situazioni gravissime, soprattutto anche il trauma di bambini, dove questi bambini non ci più chiedono o non ci credono più praticamente alla gente. C'è il mio figlio che ha 12 anni, ieri mi dice: papà, quando io vado alla scuola strappo tutti i libri dove ci sono diritti umani, perché a noi stanno insegnando delle minchiate, perché non esiste il diritto dell'uomo, perché stanno ammazzando, stanno praticamente vietando di muoversi, di viaggiarsi, di mangiare, di giocare, perché dici queste non sono fatte per noi, sono fatte forse per altra gente o un altro mondo, questi diritti, non per quelli che la gente sta a casa, perché stanno morendo i bambini, ci sono tutti traumati, una situazione drammatichissima. E poi ci sono gli ospedali che stanno bombardando, perché avete visto al Shifa ospedali oggi ci hanno riuscito praticamente hanno fatto una fossa comune, dove hanno scavato i medici, i paramedici e la gente lì, un volontariato, hanno scavato una fossa, hanno messo insieme 170 persone, sono vittime tutti insieme, sono morti da 4 giorni e hanno cominciato praticamente a uscire la puzza, praticamente, perché poi non sopportavano. Poi hanno paura praticamente tutta anche l'Organizzazione Internazionale di Sanità, hanno paura che se scoppia una epidemia, soprattutto in queste situazioni, può scoppiare la colera, può scoppiare praticamente anche la malaria, altre malattie, perché la situazione non ci sono anche i comuni non riescono a fare anche la raccolta delle spazzature perché non hanno più carburanti, ci sono spazzature da per strade, ci sono tanti cani, gatti, indacci che giocano, che mangiano con le spazzature, qualcosa del genere. È una situazione drammatica. Poi per mancanza della luce, mancanza di acqua potabile, si può trovare dell'epidemia. E poi quell'acqua che ci sono pochissime rimaste, poche pozze, quelle agricole o pozze di privati che funzionano sull'energia solare, e altri giorni hanno attaccato 2 pozze e lavoravano sull'energia solare, vuol dire che un altro forno, panificio, lavora con l'energia solare, è stato praticamente bombardato. E per avere un banino deve fare anche una fila di 7 ore per riuscire a arrivare. E noi praticamente non è che diamo la musica e non vogliamo aiuti umanitari, vogliamo la pace, Poi se non sarà la pace, non sarà Stato palestinese, non sarà mai pace se la guerra continua. Perché questa? Perché se non sarà la pace in Palestina non sarà mai pace nel mondo. Questa è la situazione e deve sapere questa la comunità internazionale, che loro devono fare pressione, perché questa situazione è durata non dal 7 ottobre, e questa situazione è durata dal 1948, sono 75 anni dura questa situazione,
e tutti hanno dimenticato, tutti 75 anni sono ricordati soltanto quello che è successo a 7 ottobre. Sì, Israele ha il diritto di difendersi, però il popolo palestinese ha il diritto di avere la pace, avere il diritto del suo Stato praticamente, perché anche tutte le leggi internazionali ci danno praticamente il diritto di lottare contro l'occupazione. La situazione hanno dimenticato tutti 75 anni sono ricordati soltanto quello che è successo a 7 ottobre. Sì, Israele ha il diritto di difendersi, però il popolo palestinese ha il diritto di avere la pace, avere il diritto del suo Stato praticamente, perché anche tutte le leggi internazionali ci danno praticamente il diritto di lottare contro l'occupazione. Eccoci qua, un attimino, ecco, si è interrotto il messaggio. Sami ci ha inviato un altro messaggio Un altro breve proprio messaggio. 10 minuti fa. Vediamo se riusciamo a inserirlo, vediamo se è questo. Si tratta un po' della condizione dei profughi che sono scappati ormai un mese e mezzo fa e c'erano 30 gradi e non hanno portato praticamente niente, anche perché non sono scappati con i mezzi, sono andati via a piedi, quindi si sono portati dietro 2 cose e adesso No, comincia a questo diventare... non va, allora direi di fare nel sistema un po' artigianale, questa maniera qua. Ora una grande tragedia mentre succede nella striscia di Gaza, soprattutto ora che sta piovendo forte, che soprattutto per la gente che sono sfollati, che stanno nelle scuole, stanno per la strada, tutti i posti sono allegati, il freddo sta uccidendo gli sfollati che hanno lasciato le loro case, soprattutto quelli che hanno lasciato le case all'inizio della guerra, sono usciti e scappati senza vestiti, senza niente. Ora si trovano con niente indosso, visto che il freddo e la tragedia è ancora in crescita, soprattutto per molti aspetti, per la mancanza di luoghi sicuri, mancanza di vestiti, mancanza di tutto, di coperti, di materassi, perché la gente sta sul pavimento, sono senza niente. Sì. Un messaggio direi anche abbastanza accorato e abbastanza drammatico. Speriamo che si raggiunga presto almeno una tregua, perché veramente questa carneficina credo che poi, vabbè, negli anni ci chiederemo come mai abbiamo taciuto. Sì, Rossella, una triste, bruttissima situazione. Guarda, stavo riflettendo anche su questi bimbi che non possono più giocare e noi che parliamo di gioco, quando nella mia testa c'è ancora l'idea di un gioco semplice, spensierato, infantile. E poi invece, come ci diceva anche il professore prima, il rovescio della medaglia a volte ci lascia veramente stupefatti. Ma sai, a parte i 4.000 e passa bambini morti, a parte i neonati morti perché le incubatrici sono rimaste senza elettricità, questa è di oggi, anche i bambini che sopravviveranno, anche senza gravi ferite, avranno dei traumi pazzeschi perché un mese e mezzo che sono sotto le bombe, un mese e mezzo, cioè per noi è inimmaginabile anche solo qualche ora. È un mese e mezzo che non hanno abbastanza da mangiare. Tutte le organizzazioni internazionali hanno sottolineato che prima entravano 500 camion al giorno a Gaza di provviste, Sì, sì. di acqua dolce, di cibo. Adesso ne entrano, quando va bene, 40-50, quindi un decimo. Quindi è veramente una situazione, c'è da chiedersi appunto i bambini, i ragazzi come
vivano e come ricorderanno poi queste esperienze. Sono quelli che potranno ricordare, perché poi, ripeto, ne sono morti più di 4.000, adesso ho perso un po' i conti perché fa un po' impressione anche il numero dei morti. Sì, poi sentivo proprio prima della trasmissione un giornale radio che diceva che il Ministero della Sanità palestinese, non avendo più contatti con l'ospedale di Gaza, non riuscirà più a sapere in effetti quanti saranno i morti in futuro, Certo, insomma. i numeri anche sono Esatto. Siamo arrivati alle terribili. fosse comuni perché c'è il gravissimo pericolo di epidemie in una situazione così senza acqua, senza disinfettanti, senza niente, senza bare. Una delle cose che mi ha fatto impressione, il primo convoglio che è entrato ancora ormai un mese fa, avevano permesso l'entrata di 30-40 camion e i 2 camion erano pieni di bare. Solo che adesso non arrivano, non sono neanche sufficienti quelle, siamo a più di 11.000 morti. Quindi è veramente una situazione drammatica. Vabbè, abbiamo chiuso un po' in tristezza, ma insomma, Vabbè, questo è il giro che fa la nostra mongolfiera, e noi, tocca e noi siamo a tutto bordo e quanto. possiamo solo seguirla. Esatto. Allora andiamo con la Avete nostra... ascoltato Il Giro del Mondo in 80 giorni, a cura di Radio Nostra, in studio Con la nostra? Rossella, Gianluigi e Remo Omar. Niente. Una Ecco qua, produzione no, c'era la Ah. sigla finale, la voce della sigla finale che dice avete ascoltato. Quindi Radio Nostra, il Giro del Mondo in 80 giorni, quarta puntata, ha avuto un po' di bizze questa puntata con i collegamenti internet, quindi vabbè, Alla fine dai. alla fine è andata, l'indirizzo link sarà diverso, dopo lo rimettiamo. Vabbè, chi ci ha ascoltato in diretta forse ha dovuto fare i salti mortali per ascoltarci, comunque la maggior parte ci ascolta dopo, quando il programma è ben fatto. Avevamo Bene. fatto uno speciale su Gaza, ma è anche questo. Ultimamente la linea qua, Quest'anno internet... gli inciampi tecnologici ci affliggono. Esatto, vabbè. Però in cambio abbiamo degli ospiti molto interessanti, eccezionali. quindi lo diciamo da soli. Bene, grazie, a martedì prossimo, ai prossimi programmi, sempre iscrivetevi sul canale, perché siete un po' fermi, se non vi iscrivete più sul canale di YouTube, siamo sempre a quella quota là. Abbiamo gli Iscrizione gratuita e non affezionati. ci saranno stalker che poi li vengono trovare a casa. Abbiamo già i nostri affezionati da tutto il mondo. Bene, Ciao io a tutti. ritorno nella mia fredda, umida, piovosa Liegi. Mi lascio a Venezia. Buon voyage. Bene, e a martedì prossimo, come ce lo dice la visione qui. Ciao a tutti. Buona serata ragazzi, ciao.